Buongiorno, un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci come sempre, come ogni martedì e ogni giovedì, all'appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Anche oggi, è nostra gradita ospite la dottoressa Elisabetta Miorin, che è direttore o direttrice della struttura operativa complessa di pediatria degli ospedali di Latisana e Palmanova nell'ambito dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale ASUFC. Buongiorno dottoressa Miorin. Buongiorno. Grazie per essere nuovamente qui con noi. Grazie a lei. Nella puntata precedente abbiamo affrontato diverse tematiche come l'istituzione di un nuovo servizio che è riservato ai bambini stranieri, ai bambini che arrivano in Italia, ai bambini che vengono adottati perché effettivamente hanno la necessità di avere uno screening, di essere controllati in tutto e per tutto, anche per garantire maggiore sicurezza a loro, soprattutto a loro, ma anche alle famiglie che appunto li adottano. Certo. No? E poi abbiamo parlato anche delle difficoltà che ci sono in questo periodo per quanto riguarda i bambini, gli adolescenti, come stanno vivendo questo periodo di emergenza. Sì. Abbiamo sentito delle cose effettivamente preoccupanti, si presentano da voi con delle patologie neurologiche che sono difficili da trattare e da curare, dottoressa? Sì, certo, e tra l'altro anche con disturbi cosiddetti somatoformi spesso, cioè disturbi fisici, quali per esempio mal di testa, dolore addominale, dolore toracico, che però nascono in realtà da un disagio emotivo, da un impatto psicologico, più che da un problema fisico, che però sono ancora più difficili da affrontare. Ecco, e voi potete seguire appunto con maggiore capillarità sul territorio i bambini e gli adolescenti grazie al fatto che vi siete organizzati con ambulatori diversi, no? Sì, proprio in questi giorni stiamo attivando ulteriori nuovi ambulatori grazie anche ai particolari campi di interesse dei pediatri della mia equipe. In particolare diciamo, le novità sono l'attivazione dell'ambulatorio dedicato alla cefalea, che purtroppo è molto frequente sia nel bambino che nell'adolescente per diversi fattori, possono essere di diversa natura, ma in particolare, come dicevo, questo è un disturbo in aumento anche in quest'ultimo anno difficile. E poi l'ambulatorio dedicato ai problemi del sovrappeso, altra problematica frequente in età pediatrica adolescenziale, e inoltre l'ambulatorio gastroenterologico pediatrico, oltre agli ambulatori già presenti che sono quello allergologico pediatrico e l'ambulatorio nefrologico pediatrico, cioè dell'apparato urinario e dei problemi di enuresi notturna. Questi ambulatori sono presenti sia nella sede dell'ospedale di Latisana che nell'ospedale di Palmanova, dove comunque ancora è diciamo, in atto un servizio ambulatoriale con il pediatra presente dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, anche presso questa sede. Questi ambulatori, diciamo, adesso la prenotazione è dalla prossima settimana, tra l'altro, è attuabile anche attraverso il CUP, il Centro Unico di Prenotazione, specificando solo la sede che possa andare meglio, diciamo, al genitore in base alla residenza in entrambi questi ospedali. Mi piacerebbe anche parlare di come avete sistemato, no? Le strutture, sono stati realizzati per renderle più accattivanti, per rendere più piacevole, fra virgolette, a misura di bambino? Sì. Volentieri, infatti il nostro reparto di pediatria di Latisana e punto nascita è un reparto nuovo, relativamente nuovo, perché appunto come dicevamo siamo attivi, è stato riaperto dalla fine del luglio del 2019, ma appunto fortemente voluto abbellirlo e renderlo colorato e fantasioso a misura di bambino, perché credo molto che un ambiente bello e piacevole e rasserenante possa aiutare il bambino anche nella cura, proprio, quindi anche l'accoglienza a misura del bambino ha la sua importanza. E grazie proprio a una donazione è stato possibile abbellire il reparto con
dei magnifici disegni dell'artista e disegnatore per l'infanzia Ugo Furlan, un artista pordenonese, che appunto grazie anche alla sua disponibilità abbiamo potuto realizzare questo bellissimo abbellimento con questi murales sia nel corridoio che centrale che nelle varie stanze di reparto, e devo dire che i bambini hanno molto apprezzato, delle volte faticano anche ad andare a casa perché si trovano bene paradossalmente, colpiscono molto questi disegni. E devo dire che non è stata l'unica donazione, proprio ammetto che la nostra pediatria, piccola pediatria di Latisana, è stata ed è tuttora molto sostenuta da associazioni del territorio, e veramente la generosità di queste persone ci ha riempito il cuore, perché ci ha permesso tra l'altro di migliorare sia l'assistenza con anche apparecchiature sanitarie importanti, oltre che migliorare l'accoglienza, come abbiamo detto per esempio nel caso dei murales. In certi casi proprio è importante, no? È anche determinante l'apporto del privato. È vero. Tra l'altro c'è anche un'altra iniziativa che ha incontrato, diciamo, un buon apprezzamento da parte dei genitori, sempre che è stata resa possibile grazie a un'altra donazione, che è l'iniziativa Un libro per crescere. Grazie a una donazione di una libreria di Pordenone che annualmente regala alla pediatria un buon numero di libri bellissimi per l'infanzia, abbiamo pensato di donare, è già da un anno che lo facciamo, ai nuovi nati, quindi ai genitori di ogni nuovo nato e anche ai bambini ricoverati, un libro per l'infanzia come simbolo, diciamo, come messaggio per sottolineare l'importanza della lettura fin dai primi mesi di vita, in particolare la lettura ad alta voce, perché favorisce, sappiamo, sia lo sviluppo del linguaggio, ma anche stimola la creatività, la fantasia, insomma è un vero e proprio cibo per la mente, e quindi ci teniamo molto a questo progetto che continuiamo a portare avanti con buon successo. Senta, facciamo un attimo il punto, no, della situazione per quanto riguarda le nuove nascite. In questo periodo di pandemia stanno calando, no? Sono calate soprattutto nei primi mesi in questi mesi del 2021, no? Sono calate in tutta Italia, non è che sia un fenomeno solamente della nostra regione. Sì, questo veramente è un fenomeno preoccupante. Diciamo che la natalità è in calo già da diversi anni, questo è sicuro. Infatti l'anno scorso siamo scesi sotto gli 8.000 nati in Friuli Venezia Giulia, e questo è oserei dire drammatico. È un fenomeno che sta colpendo sicuramente tutta Italia, ma nel Friuli sicuramente in particolare, e in quest'ultimo anno gli effetti si stanno vedendo ulteriormente, e quindi c'è una riduzione ulteriore, si stima addirittura del 20%, quindi stiamo parlando veramente di un problema importante e preoccupante per il futuro, per la nostra società. Effettivamente sì, sono percentuali preoccupanti, altro che per quanto riguarda sicuramente sono problemi di non facile soluzione, ecco, ci vorrebbero delle politiche a sostegno delle famiglie, ci vorranno però sicuramente anni per migliorare la situazione, speriamo che si possa fare. E sicuramente la pandemia e quindi la crisi economica e sociale non può che aver aggravato purtroppo questo fenomeno. È un altro degli effetti, ahimè, di questa pandemia. Senta, proprio in questo periodo le persone hanno paura di rivolgersi alle strutture sanitarie, no? Perché dicono ma contagio, vado lì. Dall'altra parte ci sono persone che dicono ma i servizi sono ridotti e quindi chissà quando riuscirò a poter avere un accesso per farmi vedere da uno specialista. Vediamo com'è la situazione proprio per quanto riguarda invece la pediatria. No, vorrei proprio sfatare questo diciamo, pensiero, ecco, nella popolazione, perché assolutamente non abbiamo ridotto, anzi come dicevamo abbiamo ampliato anche i servizi. Il servizio, anche proprio cercando di guardare oltre questo difficile periodo, per cui veramente la gente deve
essere tranquilla. Poi posso anche dire che abbiamo fin da subito come pediatria, anche con il sostegno della direzione ospedaliera e del pronto soccorso generale, per quanto riguarda la pediatria di Latisana, abbiamo da subito anche predisposto un percorso, per esempio per il bambino che accede in pronto soccorso con sintomi sospetti oppure con una storia sospetta, per esempio un contatto intrafamiliare con un familiare positivo. Abbiamo diciamo, definito un percorso ad hoc per questi bambini in modo da farlo in sicurezza, quindi con un percorso separato rispetto agli altri bambini, in un ambulatorio a cui si accede direttamente dall'esterno, vicino al pronto soccorso, in cui il pediatra valuta assieme all'infermiera e al bimbo, ovviamente con i dispositivi di sicurezza, e quindi effettua le valutazioni che deve fare e quindi in modo del tutto sicuro. Oltretutto vorrei sottolineare come i pediatri del mio reparto sono tutti vaccinati, ovviamente me compresa, come il resto del personale, perché ovviamente questo è un primo gesto di responsabilità non solo verso noi stessi ma soprattutto verso i pazienti. Siamo giunti al termine del nostro incontro, non posso fare altro che ringraziare la dottoressa Elisabetta Miorin e ringraziare i nostri telespettatori. Appuntamento alla prossima settimana con la rubrica Family, Salute e Benessere. Ci vediamo, arrivederci.